You do it, you're doing it well. Se c'è una squadra che ad inizio stagione si pone già un gradino sopra alle concorrenti, questa è il Callima di Fontanelle e dintorni. Parliamo di Coppa Treviso femminile, ma non solo. Il Callima, da inizio stagione, su 10 incontri disputati fra campionato e Coppa, ha perso solo un set e con il 3-0 di Olmi ai danni della Veneto Banca Montebelluna ha fatto sua anche la Coppa Treviso. Tutte le partite sono andate molto bene e quindi diciamo che la finale un po' ce l'aspettavamo. Però appunto dovevamo affrontare l'emozione, diciamo, di una partita che non avevamo mai affrontato ed è andata bene. Le nostre potenzialità le conoscevamo, solo che dovevamo metterci a confronto, diciamo, con l'aspetto emotivo. La Coppa Treviso è la manifestazione d'apertura di stagione riservata alle formazioni che prendono parte ai campionati provinciali ed in finale offre un palcoscenico straordinario alle squadre che vi giungono. Pubblico numeroso, trofeo in palio, albo d'oro in attesa di essere aggiornato. Tutto questo aumenta la tensione. La tensione c'era e secondo me questo ha fatto un po' la differenza. Però va bene, insomma, abbiamo tenuto, tranne un po' il secondo set che abbiamo mollato un po' di più, però insomma anche l'ultimo set eravamo sempre lì, abbiamo fatto qualche errore di troppo e questo ha fatto la differenza. Così è andata, il Callima ha vinto la Coppa Treviso femminile ed ora c'è il campionato, obiettivo più importante nel quale le ragazze in casacca arancio-nero vogliono raggiungere il massimo, ovvero la promozione. La nostra squadra è un mix di ragazze esperte e ragazze promettenti. L'intento della società è quello di ricalcare il passato, che hanno disputato il campionato di Serie C e quindi sulla scia di una retrocessione di un anno e mezzo fa dal campionato di Serie D alla prima divisione abbiamo ricominciato e credo che siamo sulla buona strada per far bene. Sono contento per le ragazze e per tutto il gruppo che c'è dietro e l'allenatore compreso. Le avversarie, pur soddisfatte del palcoscenico raggiunto, non sono da meno. Finale di Coppa a parte, hanno vinto tutti gli incontri in calendario e puntano senza mezzi termini alla Serie D. Anche quest'anno la Coppa Treviso ha reso merito perciò alle 2 migliori compagini della prima divisione. Campionato speriamo sul passare, adesso siamo fermi in classifica da 2 partite all'inizio, spero ricordare bene te ragazze, con una squadra che riusciamo adesso a raggruppare dovremo fare un buon campionato. Dopo anche l'anno scorso siamo andati vicini, abbiamo perso l'ultima partita un 3-2 col Sernaglia e non siamo passati per un soffio e quest'anno se riusciamo ben venga. Bellissimo gruppo, ci sono ragazze di tante età diverse, però secondo me la nostra forza proprio è il gruppo, perché siamo unite, ci sono alcune ragazze con cui giochiamo insieme da tanti anni e questo fa la differenza per noi. A Montebelluna la pallavolo sta crescendo a dismisura e società maschile, cioè il Volley Group, e femminile, cioè il Veneto Banca che vediamo nelle immagini, stanno gettando le basi per un'evoluzione binaria. Collaboriamo nel senso che utilizzano anche il palazzetto Legrenzi dove siamo noi, la palestrina accanto, gli segnapunti, alcuni dirigenti sono della nostra società e quindi stiamo andando pian pianino avanti in questo tipo di collaborazione. Più Sport & Volley, tutto per il volley e beach volley. Competenza, esperienza, convenienza. Per atleti e società sportive, Più Sport & Volley lo trovi a Padova, in via Tiziano Aspetti, a Vicenza in via Nicolò Vicentino e a Verona in via Giulio Camuzzoni.